Con il sindaco del comune di Conegliano, Fabio Chies, per parlare delle prossime manifestazioni natalizie che nella città del Cima si svolgeranno dopo un primo momento di polemica. La situazione è risolta? Quali sono le iniziative che aspettano la città? Ma abbiamo già cominciato un Natale secondo me abbastanza diverso dagli anni scorsi. Abbiamo una piazza Cima addobbata nel quale si è fatto vivo anche San Nicolò, abbiamo portato i doni, tra l'altro la prima volta che sono i bimbi a portare i doni, non a riceverli, li hanno portati per gli amici terremotati che sicuramente hanno più bisogno di noi. Penso che il Natale debba andare in questa direzione, polemiche a parte. Io come sindaco mi sento di augurare il miglior Natale possibile alle famiglie, che sia un Natale sereno e le polemiche le lasciamo a un altro periodo dell'anno. Anche perché sul piano politico chi insegue la polemica arriva sempre secondo. Ma sì, assolutamente, ma ripeto, questo è un momento in cui dobbiamo badare a dare qualcosa a chi ne ha veramente bisogno. Il Natale è questo, il Natale è un periodo dove dobbiamo dare e non ricevere, e penso che non vada contato dal numero di casette che ci sono in una città. Noi abbiamo fatto il massimo che potevamo, penso che sia un bel Natale per Conegliano, ma ripeto, questo è il minimo. Un Natale che insomma strizza l'occhio anche alle tante attività commerciali del centro che potranno insomma grazie alle iniziative avere anche un vantaggio. Ma io spero di sì, tra l'altro abbiamo bellissime iniziative come la Santa Claus Run di domenica, abbiamo la festa degli auguri per tutta la cittadinanza, una serie di eventi che devono servire a fare comunità. La cosa importante per Conegliano è ritrovare lo slancio necessario per uscire da un periodo purtroppo di congiuntura economica negativo che non riguardava solo la nostra città ma il nostro paese, e per fare questo dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, uno spirito di solidarietà ma anche uno spirito di una Conegliano che guarda al futuro con ottimismo. Oggi si apre anche, si lancia un po' quello che sarà il programma per il 2018 della Zoppas Arena, un'altra grande eccellenza del territorio. Ma sicuramente sì, la Zoppas Arena è stato oggetto in questi anni di un grande rilancio da parte della ZED e abbiamo avuto grandissimi eventi, li avremo anche il prossimo anno. Oggi presentiamo il Cirque du Soleil, è sicuramente un'eccellenza a livello mondiale e averla qui a Conegliano per noi è un grande vanto. Grazie mille. Grazie, tanti auguri a tutti.